Melis Giambenedetto, candidato alle europee per l'UDC. Con quale programma si presenta agli elettori sardi? Quali sono i suoi obiettivi? Certo, il programma è quello dell'UDC, chiaramente un programma di centro moderato che ha come interesse principale la famiglia, l'organizzazione del lavoro, gli interventi a livello sociale mirati su chi ha particolarmente bisogno, sull'energia, sul turismo diffuso in tutto l'ambiente, diciamo, sardo. Per quanto riguarda però le reali motivazioni diciamo locali, sicuramente mettersi come alternativa al passato governo regionale di centrosinistra che ha molto creato problemi a tutta una serie di settori, compreso quello medico a cui io appartengo, ma anche quello della preparazione professionale e anche quello dell'agricoltura e quello dell'edilizia. Quindi portare avanti questi discorsi in senso positivo. Uno dei fiori all'occhiello della precedente coalizione sarda era appunto la sanità, come la giudica? Beh, che fosse un fiore all'occhiello è assolutamente falso. Poteva essere un fiore all'occhiello, ma era completamente sbagliata l'idea che ci si era fatti e che una persona che viene da fuori, che non conosce la realtà nostra, voleva imporre uno schema del tutto fuori dalle regole. Tant'è che credo che le elezioni il centro-sinistra le abbia perse con la sanità, insoddisfazione dappertutto, posti e denaro solo a pochi amici che hanno avuto per questi 5 anni finanziamenti inutili e soprattutto a scapito di chi fa vera ricerca e vera assistenza, disorganizzazione completa a livello dei medici di base, tutto un fallimento, l'ho detto chiaramente anche in diverse interviste, ma sicuramente se doveva essere il fiore all'occhiello hanno completamente sbagliato posizione. Come giudica questa campagna elettorale? I giornali occupano le loro pagine parlando di gossip piuttosto che di problemi. Questa è la ragione per cui noi non solo il centro-sinistra ci sembra che abbia una sua politica del tutto ridicola, soprattutto quando un segretario di partito si presenta con grande enfasi e dice devo dire delle cose importanti e parla di Noemi. Chiaramente anche l'altra situazione non ci va bene, un presidente che pensa solo alle cose sue, la Lega che crea una serie di problemi a livello di singole regioni con una legge che tutto sommato non renderà la vita facile ai sardi e che soprattutto fa delle leggi che hanno dei toni razziali, delle deviazioni razziali che sono assolutamente inaccettabili. Ascolti, per andare in Europa quanti voti bisogna racimolare? Secondo i calcoli fatti dal nostro partito, a cui ovviamente io mi adeguo, con 30.000 voti dati al candidato Melis, unico candidato sardo della lista UDC, si potrebbe tranquillamente avere il 90%, 95% di essere eletto. Bocca al lupo.